Bene, eccoci anche oggi insieme, l'ospite Massimo Zadon, presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, ma anche presidente di Confcommercio Veneto. Siamo comunque in conclusione di mandato. Lo ricordo perché mi piacerebbe iniziare questa nostra conversazione partendo da una battuta che ha fatto adesso fuori onda. Non c'è allegria. Non è un bel modo per concludere il mandato. Beh, ma questa è la verità, sarebbe prendere in giro chi rappresentiamo e in qualche modo anche lo stato d'animo di chi fa impresa oggi in Italia. Non c'è un paese che rispecchia quello che dovrebbe essere, invece, visto gli anni del progresso che in qualche modo ha fatto sì che ci sono mille altre possibilità per poter essere un po' più di buon umore, ma la politica che ti sta gestendo a livello europeo, a livello nazionale, in questo momento ha fatto la somma dei danni, non la somma dei benefici. Lei è un presidente regionale di lungo corso. Oggi va un po' peggio rispetto a quando ha iniziato? Oggi c'è molta più proposta di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, poi si sono aggiunte alle proposte tipiche degli anni del boom anche una serie di servizi e di progetti che ogni famiglia, ogni persona in qualche modo oggi ha inserito nei suoi consumi. Se pensiamo al mondo del media e nel suo insieme, è evidente che la torta si è di molto ristretta, ma quello che non si è percepito perfettamente è che comunque per fare impresa ci deve essere la possibilità di un ossigeno che aumentando sempre di più la burocrazia, aumentando sempre di più le gabelle. Poi oggi si parla di abbassare le tasse, ma se le tasse me le fai abbassare e ogni 2 giorni mi hai aumentato qualcosa prima, le ho già pagate ancora prima. Questo è un assurdo che solo da noi esiste. A proposito di tempi che cambiano, paiono cambiare anche i saldi. Vale a dire, da più parti si dice che ormai forse il periodo dei saldi è anacronistico perché bene o male le offerte si fanno lungo tutto il corso dell'anno. Ha fatto discutere una sua presa di posizione in cui diceva, semplificando, se trovate in internet un genere ad un determinato prezzo, provate a chiedere al commerciante se può fare altrettanto. Non è un po' darsi la zappa sui piedi? No, è esattamente l'incontrario, la mia era una provocazione. Attualmente la gente va nel negozio, prova quello che vuol provare e poi lo ordina su internet. Quindi fa arrabbiare anche quella persona che è lì, che sta facendo il suo lavoro con onestà. Ecco, piuttosto è meglio andare da quel commerciante e dire guarda che da quella parte l'ho visto a 50 e tu ce l'hai a 55. Credo che tentare di acquisire nuovi clienti possa essere anche un'occasione di uno sconto eccezionale. E poi attenzione, perché quello che si vede su internet non sempre corrisponde al prodotto esatto che si vede in negozio, quindi anche qua è da stare attenti, però bisogna avere rispetto di chi lavora con serietà e ci mette la faccia e non utilizzare la gente in maniera meschina come sta sempre di più venendo in questo paese, dove si va a fare sempre di più uso dei servizi di terzi, ma se si può non si pagano. Non è certo né colpa né responsabilità vostra, ma servirebbe a questo punto educazione al consumo. Lo diciamo da tutte le parti, questo è un paese che sta perdendo l'attenzione sull'educazione, sulle regole e su quelli che sono i principi su cui si è basata sempre la civiltà italiana, che può essere presa comunque ad esempio anche per fuori dai nostri confini. Però stiamo perdendo molto e corriamo il rischio di essere un paese che diventa ingovernabile da un punto di vista che ognuno fa quello che vuole, dove non c'è più la possibilità più di regole particolari. Secondo lei i saldi hanno ancora senso? Allora, io una dichiarazione stampa che ho fatto giorni fa ho detto che vanno messi anche con il tempo. Non intendevo dire che ogni anno bisogna capire quando farli, ma intendevo dire che le stagioni sono cambiate. Ah, certo. Quindi il senso del tempo oggi è, assieme al senso delle scadenze di tipo del nostro calendario, un ragionamento che va fatto. Una volta si diceva i saldi si fanno a fine stagione, oggi se ci dice questo si dice ancora una fasceria, perché la stagione è un mese dopo o sono 2 mesi dopo. Cioè, i saldi invernali sono iniziati nel momento in cui è iniziato l'inverno in realtà. Bravissimo, in pratica si parla di saldi ma in realtà non c'è mai stato il momento prima e questo è un problema per le aziende. Ne parlavo con dei colleghi, soprattutto del settore dell'abbigliamento, loro in pratica hanno dormito fino al giorno dei saldi e adesso con i saldi hanno un minimo di soddisfazione, però
anche le stesse case produttrici iniziano a ragionare in questo modo, ma significa creare un mercato fasullo e non essere consapevoli invece che il vero saldo arriva dopo che qualcuno prima ha goduto magari del pronto moda o della nuova moda con 1 mese, 2 mesi, 3 mesi di anticipo. Un giorno prima, un giorno dopo sembra una cosa poco seria e quindi veniamo più sbeffeggiati che considerati dei bravi imprenditori. Lei prima ha parlato della mancanza della politica, però le scadenze continuano ad esserci. L'ultima che vi riguarda, la più recente che fa discutere, è quella dei registratori di cassa, dei nuovi registratori di cassa e dei nuovi obblighi. Non è il registratore di cassa per noi un problema perché ce l'avevamo già anche prima, lo scontrino lo facevamo già anche prima. L'unica differenza tra prima e ora in questo senso è che ogni sera il dato dell'incasso del singolo punto vendita viene mandato direttamente all'ufficio competente in maniera elettronica. Questo non è una novità. Quello che fa arrabbiare sono invece le visioni che si vogliono trasmettere all'opinione pubblica quando si parla per esempio di fare la lotteria degli scontrini. È una cosa che è abominevole, è una mancanza di rispetto nei confronti di chi fa impresa, come tutti fossero lì che cercano di fare uno scontrino in meno per guadagnarsi poi chissà che grande beneficio. La verità è che lo Stato deve diventare consapevole di una cosa: se c'è del benessere serve la produzione del pubblico, ma altrettanto serve quella del privato, e il privato non è un delinquente, e comunque in ogni caso il delinquente quando lo si trova è giusto fargli pagare. Noi non difenderemo mai chi vuol fare il furbo, però è chiaro che la stragrande maggioranza di chi non sgarra neanche un po' oggi è trattato come fosse alla stessa stregua. Poi c'è l'aspetto economico del costo. Quando mi fanno fare delle cose che andavano bene prima e oggi mi costano di più, è evidente che quel costo lì o pesa sull'azienda o lo devo far pagare al cliente. Penso che di burocrazia e di costi non necessari non ha bisogno più questo Paese. Fra i problemi del Veneto 2020 c'è questo flusso migratorio dal territorio verso i grandi centri urbani che sono spesso circondati anche da centri commerciali, il tutto tutto incrementa le difficoltà, devo dire, del piccolo commercio e del commercio al dettaglio. Il fatto che chiudono i negozi nei centri periferici, quindi diminuendo il servizio al cittadino, è conseguenza dell'inurbamento o è la causa? Si sommano ai costi che un'azienda deve sopportare dal 1° di gennaio al 31 di dicembre, la difficoltà di avere un numero sufficiente di residenti per dare un servizio. Per cui uno alla volta in città di periferia piuttosto anche numerose non c'è più la possibilità di trovare aperto neanche più un semplice bar. Questo per noi diventa un problema perché se si dà una visione al futuro anche abbastanza breve, la popolazione che tende ad invecchiare sempre di più e quindi a non avere più i mezzi per muoversi, e si parla di famiglie che spesse volte sono di persone singole, è evidente che quelle aree devono essere servite. Per non avere un conto sociale, un costo sociale, bisognerebbe inventare, come succedeva magari ai fini degli anni, all'inizio degli anni del Novecento, inserire all'interno di queste micro aree, se pensiamo alla nostra zona della montagna, in questi giorni si parlava fortemente di un caso di un paese che chiudeva l'ultima luce, l'ultima lampadina. Ecco, non è solamente un fatto di nostalgia, non è un fatto di retorica, è decisamente la necessità di dare quello che serve, cercando che qualcuno lo faccia senza pesare sullo Stato. Lo si può fare cercando di creare dei contenitori a costo zero e si paga su quello che si produce. Se uno non produce, lo Stato non deve chiedere prima. Questo è l'assurdo. Vale per tutti come concetto, ma in quel caso lì è un servizio pubblico fatto da un privato che sarebbe utile, dove all'interno si trovano tutte quelle cose perché uno ancora pensi di abitare in un posto e di non essere lasciato solo. Parlando di altre categorie, un problema che spesso si affronta è quello dei nuovi ingressi di giovani nel settore. Il commercio ha ancora appeal?
Ci sono ancora delle frange di persone che si buttano, e per noi i giovani sono tutti quelli che fanno attività per la prima volta, magari anche di un'età non giovanissima, ma che comunque pensano. Ecco, questo è un problema che oggi è molto più forte rispetto a qualche decennio fa, perché se oggi uno senza nessuna base si mette a fare qualcosa, corre il rischio di farsi del male. Noi auspichiamo che ci siano i cambi generazionali, sia per quanto riguarda la continuità, sia per quanto riguarda attività che nascono nuove. Chi arriva nuovo porta buone idee, porta freschezza, porta attenzione e in qualche modo stimola anche chi magari è seduto un pochino su quello che può essere il già fatto. Però l'associazione ha questo scopo, sempre di più dare una mano, dare consulenza, dare la possibilità a uno che vuole iniziare di non partire proprio allo sbaraglio o giocando d'azzardo, evitando magari di spendere i risparmi dei genitori che sono orgogliosi se un ragazzo o qualcuno di famiglia si mette ad aprire un'attività, però oggi si corre il rischio di farsi male. Ecco il motivo in più per essere associati a qualche categoria. Noi siamo Confcommercio, il mondo del turismo, dei servizi e del commercio tradizionale, ma qualsiasi sia la categoria che uno vuole appartenere, sia il mondo dell'agricoltura, una start-up o il mondo dell'artigianato, è opportuno rivolgersi, perché così si ha la possibilità di fare un cammino assieme e si ha in qualche modo la possibilità di evitare quegli errori che già hanno fatto altri, che poi creano anche disagio sociale quando uno si trova a mangiare quello che non ha. Tornerei con una battuta sul tema dell'importanza del permanere dei negozi sul territorio. Abbiamo capito il problema, la vostra proposta qual è? Una sorta di sgravio fiscale per chi opera in aree marginali? Noi dovremmo dare un contenitore dove si può trovare tutto, dal servizio anche di parafarmacia, piuttosto che di posta, piuttosto che di piccola attività che va oltre l'aspetto che normalmente uno oggi ha nei suoi contenitori, per tentare di dare proprio una luce e un posto dove uno trova quello che ha bisogno o lo fa trovare nell'arco di pochissimo tempo. Per fare questo, quando uno compra la merce e la paga, quando uno paga i suoi contratti di luce, acqua e telefono, uno dei problemi è che ci sia la possibilità di avere il telefono non inteso come le linee per poter utilizzare oggi con velocità i mezzi che ci sono. Alcune aree non sono ancora provviste di nessun servizio di questo genere e non sono raggiungibili neanche via satellite. Quindi c'è la necessità di far sì che qualcuno stia lì in piedi, quello fa tutto il suo lavoro regolarmente, lo Stato non deve chiedere nulla finché non fa la dichiarazione dei redditi. Se invece inizia ad essere il primo giorno l'INPS e l'INAIL a prescindere, al secondo giorno la tassa obbligatoria per fare l'attività, poi arrivano i surplus sulla luce, sull'acqua e su tutti i servizi e avanti, uno alla fine purtroppo per tenere aperto, riscaldare, rinfrescare, tenere ordine, affitti devono essere in qualche modo aiutati, perché se non c'è questa possibilità gli affitti non sono mai insignificanti, anche se comunque non sono quello il motivo per cui uno chiude, ma non c'è dubbio che in questa realtà va fatto un progetto ad hoc di tipo sociale, assistenzialista, ma nello stesso tempo imprenditoriale, perché non deve essere nessuno ad essere più assistito. Chiudo in velocità, grazie a Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione Metropolitana Venezia, e ancora per qualche tempo. Fino alla Comunque in scadenza di mandato. Fino alla prossima settimana. Come regionale, ci si vede.